Pronti? 1, 2, 3. Buona la partenza e scatta davanti a tutti Benza S alla corda, ma ancora più veloce risulta il cavallo che Numero non vedo il numero, 2, numero Fanny 5 Eloy Joe TC, Francis. Massimiliano squalificato. Michelotto ha preso un abbrivio perfetto e quindi si mette in prima posizione. In terza posizione segue già Corcovado e passano i primi 200 metri in 15:2. Ci presentiamo per la prima volta nella direttura delle tribune e rileggiamo ancora le prime tre posizioni. Eloy Joe Francis davanti a tutti, precede Benza S, poi Corcovado, segue il numero 4 di Voire de Chal e poi il numero 7 di Coriolano Pel. 400 metri in 31:1, si è già rallentato decisamente e prova a mettersi in seconda fila Celi Igra con il numero 9, prova a risalire anche per il ritmo veramente molto blando imposto alla compagnia da Eloy Joe Francis. Andiamo ai 48,2 dei 600 metri, veramente a passo di caccia, sempre più lenti, 17,1 per la curva e tutto, ma ovviamente viene rallentato, non c'è motivo di correre, è una corsa sul doppio chilometro e andiamo verso i 600 metri di corsa, più o meno nella situazione che rimane assolutamente immutata, 1, 4 e 5 per i 600 metri. Quindi assolutamente in tempo per tutti, perché si formi anche una linea esterna guidata sempre da Celiegher, ricordiamo davanti a tutti Eloy Joe Francis che precede Benza S. Siamo arrivati al chilometro in 1,20,8 e con un 16,3 per passare i 200 metri della curva. Massimiliano Michelotto non ha fretta, segue sempre Stefano Baldi con Benza S, arriva in terza ruota, prova la puntata flipper di no, che ovviamente ha avuto modo di recuperare la penalità, e 1,35,8 per il passaggio davanti alla torretta della giuria e flipper di no incomincia a suonare la sveglia per quello che sta davanti Eloy Joe Francis, che risponde prontamente. 15 davanti alle tribune, 14,5 per fare la curva, ovviamente ci si è dati tutti una mossa. Eloy Joe Francis ora prova a scappare, ma a destra c'è flipper di no, segue sempre Benza S mentre gli altri si sono un attimo attardati, prova a seguire Corcovado. Entriamo negli ultimi 400 Numero metri di corsa, 4, Ivoire 13 de e 9 Chal, per la retta delle squalificato. scuderie. Si corre, si va velocissimi adesso con Eloy Joe Francis che prova a togliersi di dosso flipper di no, che sempre comunque abbastanza incisiva alla sua destra, prova a seguire Benza S, anche Corcovado cerca la via per una retta d'arrivo efficace. 14,4 la curva, Eloy Joe Francis prova ad andarsene, sembra riuscire a tenere un po' di margine su Benza S che ci prova fino all'ultimo, è strettissimo in retta d'arrivo, forse Eloy Joe Francis qualcosa salva. 1,16,9 per vincere questa corsa, chiusa in 14,3, 2,38,5 per il rotolo completo. Riguardiamo lo slow motion, Eloy Joe Francis sembra abbastanza tranquillo, ma Benza S butta lì tutto quello che gli rimane in corpo. Stefano Baldi comanda il proprio allievo e si avvicinano sempre di più. Il palo però è implacabile e probabilmente, lo guardiamo ancora una volta lo slow motion, e probabilmente premia il cavallo numero 5 Eloy Joe Francis. Massimiliano Michelotto per Maurizio Cheli, proprietario signor Massimo Nelti. Per questo figlio maschio di Russell November è Pussycat Francis. 5, 3, 1, 11, 9 l'arrivo probabile di questa terza corsa, il premio Franco Marani.